Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi parliamo di scrittura, ma non solo. Lo facciamo in compagnia di Simone Scalas. Ciao, buonasera Simone, grazie di essere presente. Grazie a te e un saluto a tutti quanti. Allora, Simone fa parte di quella categoria, passami il termine, di scrittori che è dovuto emigrare o comunque spostarsi dalla Sardegna per trovare quella che è il suo raggio di sole. È uscito da poco il suo seconda opera, ma di fatto il primo romanzo, dal titolo Il Segugio. Il Segugio è un romanzo particolare, davvero che il sottotitolo è Una storia ignobile, poi ne parleremo assieme. Però ti chiedo, Simone, innanzitutto ovviamente la scrittura, il fatto di dover andare a Roma per motivi anche lavorativi, ma anche per passione, poi alla fine riesce a coronare il sogno di avere quello step in più forse. Come mai secondo te bisogna, per molti di voi, per molti di noi, varcare il mare per poter avere più possibilità? Ma i motivi sono tanti. Innanzitutto viviamo in una società che si muove velocemente, funziona tutto attraverso internet, ma anche moltissimo attraverso i contatti. E ormai bisogna percorrere due binari, perché bisogna sempre tenere presente da dove si parte e conoscere bene le proprie radici, perché soprattutto quando si vuole raccontarle e si vuole parlare delle proprie esperienze, è importante avere un grande contatto con la propria città. Però poi se le nostre esperienze le vogliamo portare altrove, confrontare, è necessario muoversi e conoscere le persone, conoscere realtà diverse. Questo confronto è importante quando si fa un lavoro in cui la creatività diventa fondamentale. Una creatività che ti ha portato appunto a dare alle stampe, quindi a pubblicare il romanzo Il Segugio, una storia ignobile. Una storia ignobile perché io neanche a fare apposta, perché io da qualche giorno ho pubblicato un post che era importante, era non tutto ciò che sembra, no? E l'esempio è proprio il libro del Segugio, cioè un protagonista che è un bravissimo ragazzo all'apparenza, ma di fatto non è così. Ecco, come nasce l'idea della trama e soprattutto se c'è qualcosa anche di reale poi alla fine. Sì, mi è capitato di raccontarlo in alcune presentazioni, è una storia abbastanza curiosa perché mi è capitato alcuni anni fa di avere un contatto tramite i social network ed è un contatto che è stato sviluppato per motivi che avevano a che fare con altre attività, le attività di trading, eccetera. Ehm, Poi alla fine è successo che questa persona con cui parlavo quasi tutti i giorni è balzata alle cronache per un motivo negativo, perché appunto non si è rivelata la persona che era, in quanto ehm, diciamo che ha ingannato tantissime persone, ha fatto del male a tantissime persone. E la domanda che mi sono posta è stata questa: com'è possibile che, per quanto fosse un social network freddo, quindi non ci fosse il contatto umano, una conoscenza che si stava sviluppando tutti i giorni potesse alla fine rivelarsi una cosa completamente diversa? E da lì è nata l'idea del romanzo. Per sviluppare un romanzo però ci vuole comunque del tempo, avere il filo logico, magari una storia, magari ce l'hai in mente, però poi va posta su computer, una volta su macchina da scrivere, ma dico, va messa comunque su carta, deve avere determinati requisiti, deve essere sviluppata in un certo modo. Ecco, in tutta questa, come potremmo dire, genesi, no? Nella nascita, nella creazione e nella conclusione, quanto tempo ci hai messo? Se hai avuto difficoltà anche nella stesura, nel riordinare le idee. La storia mi è rimasta in testa per 3 anni, quindi alla fine è stata una necessità scriverla perché avevo bisogno di toglierla dalla testa, di farla Proprio di uscire. raccontarla. Esatto, era l'unico modo per farla uscire dalla testa, era quello di raccontarla, e la mia maniera è quella di scrivere e quindi la dovevo scrivere. Eh, Ci è voluto tanto tempo e la difficoltà è stata che io conoscevo
la vicenda di questa persona, quindi di questo personaggio, una volta che è stata conosciuta un po' da tutti, ma non sapevo niente di questa persona, dove era nata, come era cresciuta, quali erano le sue esperienze. Quindi ho fatto una specie di esperimento, ho dato a lui la mia biografia di quando ero piccolo, con alcuni eventi, con alcune storie, e ho cercato di capire come, partendo dal mio punto di vista e dal mio quartiere, sarei anch'io potuto diventare un personaggio così negativo. Quindi ad un certo punto tutto il racconto autobiografico si trasforma nella storia di questo personaggio negativo. Perdonami Simone, senza fare psicologia a spicciola, Certo. perché non ho né il titolo, tantomeno la presunzione di farlo, però ti chiedo, secondo te dunque ognuno è il risultato di ciò che vive, cioè del contesto in cui vive, oppure ci può essere anche la possibilità di cambiare, proprio come nel tuo caso, ad esempio, no? Magari in Sardegna hai vissuto in un contesto, parti, ne vivi un altro e ovviamente credo che cambia anche il nostro atteggiamento. Oppure da come si nasce l'imprinting che è iniziale è lo stesso dovunque tu vada? A me piace molto l'approccio scientifico, io credo molto comunque nel DNA, quindi secondo me all'inizio c'è un qualcosa che è nei nostri geni, che è nel nostro tessuto e che poi deve essere sviluppato. Io penso che tutti quanti quando siamo piccoli incontriamo delle situazioni difficili, a volte traumatiche, ci rendiamo conto che le persone possono farci del male, poi pian piano crescendo, anche in base all'insegnamento dei nostri genitori, ai valori che abbiamo percepito, riusciamo a interpretare queste situazioni, a farle nostre e magari a trarne anche degli insegnamenti positivi. Però se naturalmente poi i nostri geni ci portano verso strade sbagliate e noi non riusciamo a capire che facendo in quel modo alla fine facciamo del male non solo a noi stessi ma anche agli altri, è possibile che anche un insegnamento positivo alla fine si trasformi in qualcosa di negativo. In questo caso io penso che lui avesse già una predisposizione e che invece di trarre gli insegnamenti positivi, magari come ho fatto io, abbia seguito una strada totalmente sbagliata. Un po' alla Cesare Lombroso, mi sembra di ricordare, cioè praticamente ognuno è predisposto per un modo o per un altro, poi in base a quello che arrivano poi, diciamo, in base al contesto in cui vive. È un buon Però, punto di partenza. esattamente, però voglio parlare con te del tuo romanzo, appunto del Segugio, Sì. perché non è solo negativo, cerchiamo di avere anche un approccio un po' positivo al tuo romanzo, perché è vero che parliamo del protagonista, ricordiamo Nicolas, che si presenta in un modo e poi nella realtà è un altro, però c'è sempre comunque una figura femminile, c'è sempre, dico, perché 9 volte su 10 nei romanzi, ma anche nei libri di storia, ma anche nei film, una figura femminile si dice sempre che dietro un grande uomo c'è dietro una grande donna, ma nelle varie storie c'è sempre la figura femminile. Ecco, in questo caso c'è una donna che contribuisce in qualche modo a spezzare quello che è il modo di essere, come potremmo dire, la quotidianità di Nicolas. Una presenza che è traumatica, uno shock, un ritorno alla normalità, come lo vogliamo definire? E soprattutto, esiste davvero questa Maria Elena? Allora, innanzitutto le donne ci salvano sempre quando ci mettiamo in qualche guaio, quando la nostra strada è sbagliata, l'incontro con una donna per un uomo solitamente è sempre positivo e benefico. In questo caso la cifra stilistica è quella, è una storia parallela, c'è Nicolas da una parte e Maria Elena dall'altra, quindi chiaramente il bene e il male. Maria Elena ha una famiglia molto importante, con dei valori solidi, però anche lei ad un certo punto, nel momento in cui supera una certa età, l'età della crescita, il momento delle scelte, sembra quasi che si stia perdendo, perché solitamente in quel periodo là gli amici si allontanano, ci sono dei cambiamenti che non riusciamo a razionalizzare, a metabolizzare, e quindi queste difficoltà possono portarci verso una strada sbagliata. Lei però è un personaggio molto forte, è una donna molto forte, e quindi non solo alla fine riesce a recuperare quella che è l'essere centrati, l'importanza della propria vita, ma poi alla fine, scontrandosi con questo personaggio, è costretta appunto ad un incontro-scontro e a capire se effettivamente
quello che è il suo carattere, i suoi insegnamenti, riusciranno ad avere la meglio nei confronti di questo personaggio negativo, oppure no. Questa è una cosa che chiaramente dovranno scoprire poi i lettori. Maria Elena esiste, c'è stato chiaramente una persona che mi ha ispirato, però chiaramente poi c'è tanto di invenzione narrativa, diciamo. Che non sa che ti ha ispirato, forse, da come lo dici. Io gliel'ho detto, Ok. però devo dire la verità, non ci conosciamo così bene, e non sarebbe potuto nascere un personaggio per il livello di conoscenza che abbiamo. Però come figura mi ha ispirato, e poi la figura di Maria Elena è venuta molto più facilmente rispetto a quella di Nicolas. Beh, è comunque un complimento, nel senso che poi alla fine dire No, a una persona assolutamente. che rappresenta il bene, che ha valori solidi, cioè non è che stai dicendo una cosa negativa, e quindi è importante Assolutamente. anche il concetto che poi sia della persona. Tu dicevi, hai fatto l'accostamento Maria Elena Nicolas, il bene e il male, però è anche vero che sono, come dicevi tu, anche due storie parallele. Non è un po' un paradosso? Cioè, due storie che camminano, perché lo sappiamo bene, le parallele sono due rette che non si incontrano, quindi, però in questo caso invece si scontrano, e come? È la forza del male e la forza del bene, perché la casualità ci può portare a non incontrare mai la donna della nostra vita, il nostro migliore amico, una persona che ci può insegnare un lavoro che ci cambia la vita, e quindi queste due rette possono continuare, appunto, essendo due rette, continuare all'infinito e toglierci tantissime occasioni. Quando invece incontriamo una persona come il Segugio, che è una persona anche viscida, perché non è una persona che ti presenta il male e ti dice affrontami, è una persona che ti affianca, e non ti dice niente di particolare, però alla fine è lì per rubarti qualcosa. Ecco, quando facciamo un incontro di questo tipo dobbiamo assolutamente stare attenti, perché delle storie che si incontrano in questo modo sono veramente molto pericolose. Così come possono essere molto molto benefiche quelle storie che si incontrano e che ci possono portare appunto a incontrare la donna della nostra vita o una persona molto, molto importante. Delle persone per bene. Senti, Certo. questo, la scrittura è una passione che continui a coltivare, poi ne parliamo anche di questo. Il tuo vero lavoro è il trader, no? Poi mi pare di aver capito che, appunto, che ti occupi di trading. Sì. Il trading presuppone una disciplina, secondo me, adesso io non sono esperto, però molto metodica, molto, molto schematica. Anche in questo caso, quanto ti ha aiutato nella scrittura, nella redazione, nello stendere proprio materialmente il libro? Allora, io ho iniziato a scrivere durante l'università, quindi avevo 24 anni, mentre ho iniziato a fare trading che ne avevo 32. Quindi diciamo che ho dovuto imparare prima con la scrittura la rigidità di una programmazione, e poi dopo col trading, proprio con la maturità, con l'età e con un lavoro così delicato, lì ho capito quanto era importante avere comunque degli schemi, ripetere il lavoro e non rendere il lavoro noioso all'interno della ripetitività, perché tu non puoi scrivere tutto quello che ti passa per la mente, perché chiaramente devi avere un coinvolgimento con le persone, devi essere onesto nei confronti dei lettori, Certo. però li devi anche interessare. Quindi comunque le regole ci sono. Nel trading le regole sono fondamentali, perché comunque i mercati si ripetono sempre nello stesso modo, però purtroppo in periodi diversi, e quindi è necessario avere una disciplina e seguire delle regole, certamente. Io ho ipotizzato adesso, Simone, ad esempio, mi metto in testa che da qui a 6 mesi devo scrivere 2 pagine al giorno, e quindi mettevo lì, capito, una sorta di cronoprogramma. Io non ho mai scritto un libro, non è che mi piacerebbe scriverlo, però non ho idea minimamente di come si possa arrivare dall'idea al libro, quindi sono sempre affascinato nel capire le Certo. tecniche, le modalità di scrittura.
La disciplina è fondamentale. Diciamo che scrivere 2-3 pagine al giorno è un buon metodo, un buon punto di partenza. Quando scrivi un romanzo hai tante paure perché il lavoro è molto lungo, hai paura di perderti, ci possono essere degli alti e bassi, appunto, che ti portano fuori strada, però proprio la disciplina ti aiuta a mantenerti nella retta via. Quindi 2-3 pagine al giorno vanno benissimo. Un romanzo si scrive in 8 mesi, in un anno, poi con le revisioni. È inutile scrivere poi 2-3 cose che hanno poco valore, è meglio scriverne una che però per te sia molto importante. Quindi con 2-3 pagine al giorno, secondo me, in un anno un romanzo si può scrivere. E nella scrittura del Segugio ti ha fatto più paura scriverlo o revisionarlo dopo? Perché magari non sei contento mai di te stesso e quindi rivedi dei periodi, rivedi magari alcune frasi, magari alcune parti che dovevano esserci non ci sono state o viceversa. La revisione è terribile. La revisione Immaginavo. è terribile e non smette di esserlo neanche dopo che viene pubblicato, perché all'inizio tu quando non hai molta esperienza ti accorgi di tanti refusi che purtroppo sono scappati, quindi devi correggere e allora devi rimandare delle stesure. Io ho avuto la fortuna che questo libro comunque la prima stampa è andata via in 4 giorni, quindi comunque c'è stata subito una ristampa e poi un'altra ristampa e abbiamo sempre potuto fare queste correzioni. Però appunto le correzioni, uno si stanca poi di rileggere sempre lo stesso testo, le frasi sembrano sempre le solite, però bisogna riposarsi e poi riprendere perché le frasi devono essere scorrevoli, quindi il lavoro che c'è dietro è enorme. Però ci sono parti che dici avrei voluto inserirle e non le inserite o viceversa, alcune parti che hai inserito dice vabbè l'ho messa per riempire, forse non, poteva anche non esserci, no? Un po' come il regista all'interno di un film, no? Che poi escono i famosi director's cut, no? I pezzi tagliati. Certo. Il regista magari lì può fare un lavoro di montaggio che è più semplice perché chiaramente con gli storyboard e i lavori giornalieri si può fare più facilmente. La storia, una volta che hai fatto la concatenazione, togliere o aggiungere delle parti ti smonta tutto il lavoro, diventa molto complicato. Io uso la stessa strategia psicologica che uso nel trading. Una volta che hai fatto l'operazione e hai preso il guadagno, non devi pensare che potevi guadagnare di più. Una volta che hai fatto l'operazione o hai perso, devi dire ho perso poco perché ho seguito la strategia, non è stato un grande danno. Una volta che il romanzo è scritto ed è stato fatto dall'inizio alla fine con quegli incastri, il lavoro era quello dall'inizio e quello poi è stato. Okay, quindi se si fa ovviamente il meno rimorsi possibile. Esatto. Quindi buona la prima, diciamo così, in qualche Esatto. modo. Ecco. Per me sì, per me assolutamente. Allora, il Segugio, una storia ignobile, dunque edito da Porto Seguro, 388 pagine, abbiamo parlato di Nicola, abbiamo parlato di Maria Elena, dove lo possiamo trovare? Chi volesse acquistarlo, come può acquistarlo ovviamente? Lo possiamo trovare sul sito della casa editrice e si può comprare da lì. Si può trovare su tutti i siti più importanti che vendono libri, da Amazon, Feltrinelli, tutti quanti. IBS? IBS assolutamente, libreria universitaria, tutti quanti. Si può ordinare in libreria e poi arriva dopo un paio di giorni. Quindi comunque il libro è in circolazione, è disponibile e si può comprare ovunque. Simone, io ti ringrazio e ti faccio l'ultima domanda, che è quella che faccio solitamente a tutti gli ospiti. Il tuo sogno nel cassetto, qual è? Magari preparare un secondo romanzo? Non lo so. Il secondo romanzo è già pronto, lo sto revisionando. Ecco. Allora ci rivediamo per il secondo romanzo. Dovrebbe uscire a ottobre prossimo, quindi il mio sogno nel cassetto è questo: scrivere, continuare a scrivere e riuscire a mantenermi col mio lavoro. Questo è il sogno più bello che ho. È un sogno assolutamente realizzabile. Solitamente i sogni sono quelli che ci sono nel cassetto che se accadono, però nel tuo caso stanno accadendo, quindi è un sogno realistico. Mi accontento di questo perché per me è moltissimo. Simone, bocca al lupo, ci vedremo presto ovviamente, grazie della tua disponibilità ancora una volta. Ti ringrazio tantissimo e un saluto a tutti e spero che potremo vederci prestissimo. Assolutamente. Grazie ancora a tutte le persone che ci hanno seguito, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Grazie a tutti e buona serata.